I dati fanno tremare. La piaga dell'evasione in Veneto ha fatto perdere al fisco quasi 2 miliardi di euro. È quanto emerso dal bilancio dell'attività 2012 della Guardia di Finanza regionale. Non solo, ma il 22% degli oltre 27.000 controlli effettuati hanno dimostrato che un commerciante su 5 non emette gli scontrini e le ricevute fiscali. Una situazione di illegalità che rimane diffusa nonostante la mole di controlli delle Fiamme Gialle nell'ultima annata. Gli obiettivi vengono selezionati con grande attenzione e quindi a fronte di un numero di controlli quantitativamente certamente non paragonabile a quello delle annualità precedenti, tuttavia sono state riscontrate violazioni per singolo controllo di molto superiori. Il generale ha voluto sottolineare l'importanza della sala analisi investigative di cui la Guardia di Finanza è stata la prima in Italia a dotarsi e grazie alla quale sono stati ottenuti brillanti risultati. Fra i dati è stata richiamata l'attenzione alla criminalità organizzata, fenomeno quanto mai attivo in regione. Non è una novità che sul territorio operino comunità perfettamente legali, nell'ambito delle quali peraltro si annidano delle cellule criminali. Fra le operazioni da ricordare il blitz delle Fiamme Gialle contro l'organizzazione italo-cinese che gestiva la prostituzione a Mestre, indagini che sono tuttora in corso. Rispetto al 2011 nel Veneto emerge un'impennata di reati relativi all'usura, 17 denunciati e al traffico di sostanze stupefacenti. Ed ancora sono stati individuati ben 803 lavoratori completamente in nero e 1690 irregolari impiegati da oltre 500 datori di lavoro. Dati poco confortanti e lusinghieri, ma la Guardia di Finanza annuncia che continueranno serrate le indagini di controlli in tutto il territorio regionale. Il mercato del falso invece sembra non conoscere crisi. 25 milioni di prodotti contraffatti e pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Veneto. I controlli e gli obiettivi, ha spiegato il generale, continueranno ad essere selezionati in maniera certosina.